gentili colleghe e gentili colleghi, a nome del gruppo di lavoro in neuropsicologia dell'Ordine del Veneto, degli psicologi del Veneto, vi do il benvenuto a questo interessante convegno, interessante perché nel corso di questa giornata andremo a toccare argomenti molto stimolanti a livello professionale. Avremo relatori di primo ordine che ci porteranno le loro esperienze, toccheremo anche degli aspetti clinici importanti per la nostra professione. Il messaggio che volevamo dare come gruppo di lavoro e come ordine era che la neuropsicologia ha molte sfaccettature e ha molti ambiti di intervento. La neuropsicologia non è solamente il decadimento cognitivo e le demenze, che è una parte molto importante e rilevante, ma è anche tanto altro. Come vedete dal programma che abbiamo costruito, tocchiamo anche dei temi forse conosciuti anche ai meno e forse anche emergenti, ma penso che un convegno abbia soprattutto il dovere di portare anche nuove esperienze, non di raccontarci sempre le solite cose. Per cui mi auguro veramente che possiate trovare spunti professionali molto interessanti e che nel corso di questa giornata ci sia anche un confronto attivo tra noi colleghi che ci occupiamo di neuropsicologia ai vari livelli, per cui benvenuti ai relatori, benvenuti ai moderatori che poi presenterò di volta in volta, però come ogni convegno importante abbiamo anche dei patrocini molto importanti e quest'anno è un grande piacere, un grande onore avere il patrocinio anche dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria e abbiamo qui presente la dottoressa Laura De Togni che è la nuova presidente dell'associazione, che chiamo per un saluto. Dottoressa è neurologa, responsabile del centro decadimento cognitivo territoriale dell'ULS, ex ULS 20, ora ULS 9 Scaligera, e cosa importante vuole molto bene ai neuropsicologi, per cui l'abbiamo invitata con grande piacere. Dottoressa, prego. Anche perché credo di aver sempre lavorato con i neuropsicologi da quando mi sono laureata, quindi per me è una professionista importantissimo nella gestione sicuramente del paziente con demenza ma anche di altre patologie. Niente, io ringrazio il dottor Ruzza dell'invito, porto i saluti di AIP, ovviamente AIP la conoscete un pochino forse tutti, è l'Associazione Italiana di Psicogeriatria, è una società scientifica che da sempre riunisce in sé più figure professionali che si occupano di psicogeriatria, quindi in primis di demenze, forse è meglio qua, in primis di demenze, ma anche a tutto tondo su tutte le problematiche dell'anziano e della persona che invecchia. Mi è piaciuto molto il programma di questo convegno che prende in considerazione tantissimi aspetti della psicologia, della neuropsicologia, dalla nuova taratura dei test, alla presentazione del PDTA, il ruolo del neuropsicologo nel PDTA per le demenze. Sapete che è appena stato pubblicato dalla Regione Veneto, quindi vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro, grazie a tutti e mi fermerò un po' perché sono molto interessata. Grazie ancora. Grazie dottoressa De Togni. Sta arrivando il nostro presidente che sta arrivando da Mestre, quindi ha trovato un po' di traffico, è arrivato il nostro presidente, molto bene. Dottor Alessandro De Carlo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, grazie per essere qui Alessandro, quindi ti lascio la parola per un saluto di inizio convegno. Grazie Diego. L'amico Diego è troppo gentile con me perché al di là del traffico ho bucato l'uscita, quindi... sì, lo so, ma d'altra parte te sei troppo caro. In realtà, vabbè, qui ho avuto qualche dramma cognitivo, poi mi sono reso conto che Google stava impazzendo, vabbè, sappiamo come va. Però, ecco, al di là di venire da un po' più distante e affrontare il traffico, io ci ho tenuto a essere qui per 3 motivi. Il primo è che Verona è una città, un territorio fondamentale per la comunità degli psicologi veneti. È quel territorio a confine con l'altra grande parrocchia della psicologia italiana, che è la Lombardia. Escludiamo la tradizione nel Lazio con la Sapienza, la prima facoltà insieme a Padova, ma diciamo che oggi come oggi, anche come spinta, Veneto e Lombardia sono sicuramente molto forti e quindi il territorio di Verona è sicuramente una zona ricchissima per la nostra comunità professionale che deve sentirsi pienamente integrata all'interno del nostro vivere comune, che ha sede a Venezia perché è il capoluogo di regione, ma non significa che sia Venezia o Padova centrico. Quindi ho salutato questa iniziativa di Diego
di promuovere questo convegno qui a Verona con grandissima soddisfazione, ho fatto di tutto per esserci. La seconda ragione è l'amicizia e la stima per Diego Ruzza, con cui abbiamo lavorato ormai 6 anni e quindi era anche alla fine del mio mandato, è anche un tributo pubblico al lavoro ottimo che hai fatto. La terza è una questione un attimino più concettuale. Io sono un accademico fondamentalmente e mi ricordo il tempo in cui la neuropsicologia veniva vista come qualcosa di non soltanto futuribile, ma anche minaccioso per la psicologia. C'è sempre qualcosa di più tradizionale che si sentirà minacciato dalle nuove cose, dalle novità, dall'innovazione. Oggi, che la neuropsicologia non è più una roba così nuova e così sconosciuta, è sempre nuova ma ormai è integrata, ci siamo resi conto che si integra benissimo con la psicoanalisi, la più antica delle forme moderne, con le psicoterapie di approccio classico. Quello che noi dobbiamo fare come categoria, come comunità professionale, più una questione di comunità, è avere un core di valori che sono la salute, la persona, la centralità della persona, il dialogo tra noi che siamo psicologi, e in questo modo non esiste innovazione che andrà a distruggere tutto quello che la nostra comunità professionale ha creato negli anni. Esisterà soltanto innovazione che aumenta le possibilità della psicologia, che dà tasselli in più, che ci permette di aiutare le persone e di farle stare meglio e di migliorare la loro salute. Per questo l'impegno che dobbiamo portare avanti e su cui non si può tornare indietro è un'unità culturale della nostra comunità. Questo è lo sforzo che ci tengo a lasciare in eredità e sono sicuro che siamo maturi per essere sicuri di noi stessi e quindi avere dei valori di base che ci permettono di integrare. Le persone hanno paura del nuovo e del diverso solo se non sono sicure del loro proprio. Allora tutto quello che è al di fuori del noto è minaccioso. Ma noi ormai siamo una comunità professionale matura e soltanto abbracciando tutto quello che fa parte della nostra sensibilità, del nostro essere psicologi e della nostra mission professionale, allora diventeremo i professionisti e la comunità professionale che dobbiamo essere, quella che parla con qualunque altra professione da pari e quella che viene conosciuta, rispettata, ricercata dalla popolazione, dalle istituzioni. Questo è il messaggio che porto con la mia presenza e questo è quello che io sono sicuro la comunità professionale ha fatto, sta facendo e riuscirà a fare. Quindi, come dice il governatore, discorsi brevi, soprasse lunghe, non mi dilungo di più, vi auguro un'ottima giornata di lavoro e ti ringrazio ancora una volta Diego.